Non lo ha visto, ha potuto solo avvicinarsi alla bara, accarezzarlo idealmente. Toto Cuffaro ieri mattina assieme ai fratelli Silvio e Peppe ha partecipato alla tumulazione nella cappella di famiglia della salma del padre Raffaele, morto nelle ultime ore del 2012. Ai funerali l'ex governatore della Sicilia si era ritagliato la presenza attraverso una toccante lettera, come quelle altrettanto toccanti e affettuose che riceveva dal padre, pronto sempre, confessa, a rinfrancarmi e a rassicurarmi. Credo di dovere almeno quest'ultimo ringraziamento a dono a mio padre, no? Mi scriveva che mi avrebbe fatto uscire dal carcere, anche se per un solo giorno ci è riuscito. Già, libero di muoversi per 24 ore, senza agenti di custodia a seguito, grazie ad un permesso speciale ottenuto dal Tribunale di sorveglianza della capitale. Un ringraziamento a chi mi ha consentito di essere presente. Poi credo che in questi momenti, anche per chi è come me avvezzo a parlare, non credo che ci siano parole per definire. È un momento difficile, bisogna affrontarlo. Libero di vivere in intimità allora il suo profondo dolore con i familiari, ma anche con gli amici, ancora parecchi, che non hanno voluto mancare sia ieri al cimitero sia alla celebrazione delle esequie. Ma lui si affretta a precisare: sono venuti sì per rispetto mio, ma non solo. Credo soprattutto per rispetto a mio padre, che era di gran lunga una persona che meritava rispetto e affetto. Ma noi siamo soltanto l'esternazione di quello che è stato mio padre. E a proposito del padre, della famiglia, Toto Cuffaro confessa di avere solo un rammarico. Se potessi tornare indietro sarei molto più vicino a mio padre. Ho sacrificato troppo tempo che avrei potuto meglio spendere stando vicino ai miei genitori, alla mia moglie, ai miei figli, ai miei fratelli. Questo è un rimpianto. Rammarico sì allora, nessuna rabbia invece, nemmeno per chi lo ha condannato, anzi. Rabbia, soltanto rispetto nei confronti delle istituzioni, che è un rispetto che dovrebbero avere tutti. Le istituzioni si rispettano quando ti mettono alla prova, altrimenti è ipocrisia, non rispetto. Io sono stato condannato, devo espiare la mia pena, lo farò sino alla fine senza sconti perché è giusto che sia così. L'ex presidente della regione infine annuncia che sta lavorando per scrivere un altro libro. La prossima fatica letteraria è per raccontare le tante cose che so. Faranno del male a molte persone, ma farò del male anche a me stesso, ha detto. Finita la libertà, Toto Cuffaro ha lasciato Raffadali e è rientrato a Roma, destinazione Rebibbia, dove è rinchiuso per scontare una condanna a 7 anni per favoreggiamento alla mafia.